La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di sospensione dell'attività relativa a una sala giochi e scommesse adottato dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo. Il provvedimento amministrativo è scaturito a seguito delle diverse attività di controllo effettuate sia dal personale della divisione PAS della questura agrigentina che da quello della sezione volanti finalizzate alla verifica del rispetto delle normative inerenti alla gestione delle attività commerciali, soprattutto in ordine alla frequentazione di soggetti controindicati. L'attività di controllo ha permesso di accertare che la sala giochi è frequentata da diversi soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, anche per reati inerenti agli stupefacenti. Pertanto, si legge nella nota stampa della questura di Agrigento, l'attività commerciale in argomento, essendo ritenuta abituale il ritrovo di pregiudicati e di persone pericolose che costituivano pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stata sospesa con decorrenza odierna per 8 giorni, con conseguente cessazione immediata dell'attività della sala giochi e di scommesse. Il provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del questore di Agrigento Palumbo del potere di sospendere e revocare la licenza di un pubblico esercizio che costituisca un pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza di tanti cittadini. Tale potere ha lo scopo di tutelare la sicurezza e l'incolumità della collettività, in special modo giovanile, messa a rischio dalla frequentazione delle dette attività commerciali di pregiudicati per gravi reati, soprattutto inerenti alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.